L'Italia spesso è un campione, siamo bravi nel fare progetti molto innovativi, quello della sostenibilità è uno di questi, tra l'altro nel concetto di sostenibilità c'è proprio l'uomo al centro di ogni progetto, quindi abbiamo spostato un po' l'attenzione dal prodotto vino all'uomo che produce il vino, all'uomo e alle donne che producono il vino, creando come Federdoc, insieme ai nostri partner, uno standard che si chiama Equalitas, che va a toccare tutti e tre i pilastri della sostenibilità, quindi quello ambientale, quello sociale e quello economico, per certificare, quindi garantire al consumatore comportamenti sostenibili nelle cantine di un vino o addirittura di territori, quindi anche di denominazioni intere, laddove i consorzi stanno lavorando in questa direzione. La sostenibilità aziendale della Ricci-Curbastro è un discorso cominciato nel 2017 con la nostra prima certificazione. Pubblichiamo il nostro bilancio di sostenibilità, è pubblico a disposizione di tutti, ovviamente tocca i tre pilastri, essendo una certificazione Qualitas secondo standard previsti dallo standard, quindi sono tutti parametri che devono essere misurati obbligatoriamente. La particolarità è che la sostenibilità è un progetto sempre in divenire, quindi continuiamo a creare nuovi progetti perché si può sempre migliorare, questa è una lezione di vita, non solo di sostenibilità. Quest'anno per esempio al Vinitia abbiamo presentato il nostro progetto di recupero delle barriche usate, con le quali abbiamo creato nidi artificiali da mettere nei nostri vigneti per ospitare gli uccelli insettivori, quindi amici della nostra attività agricola, nidi che sono stati realizzati dai detenuti del carcere di Alessandria, quindi anche un progetto di recupero sociale oltre che ambientale di questo legname.